in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci, ci siamo con lo sportello pensionati, puntuali come ogni mercoledì. Sappiamo che le fila dei nostri telespettatori si stanno ingrossando sempre di più, perlomeno così credo, dalle testimonianze che raccolgo in giro e che raccolgono anche i nostri ospiti. E vediamo chi c'è in studio con noi questa sera. Questa sera abbiamo una new entry. Per la prima volta partecipa alla nostra trasmissione. È Cristina Fanciullacci ed è la nuova coordinatrice donne dell'FNP Udinese e Bassa Friulana. Udine Bassa Friulana. Buon pomeriggio, grazie per essere buonasera qua. A tutti e a tutte. E ben arrivata, grazie, ben arrivata. Grazie. E poi magari conosceremo insieme Cristina Fanciullacci e poi abbiamo una vecchia conoscenza. Ma sei sempre qua, Ivano? No, quasi, quasi. Grazie anche a te per essere qui, scusami per la battuta, però è un piacere averti in trasmissione. È un po' per rompere il ghiaccio, no? Anche per rompere il ghiaccio per Cristina, che appunto è qui per la prima volta nella nostra trasmissione. In quel di 13° tutto bene, poi mi racconti. Certo, poi ti racconto un po'. Poi mi racconti che cosa è successo in questi ultimi giorni. Assolutamente. Che segnalazioni hai ricevuto, come stanno funzionando anche i servizi dell'Anteas. Allora, conosciamo Cristina Fanciullacci. Da quanti anni è approdata? Quando è approdata in CISL? Circa 30 anni fa. Io sono iscritta al sindacato, alla CISL, da circa 30 anni. Sì. Poi appunto... Beh, ma avrete avuto modo di conoscere Cristina, molto probabilmente, sì, no? Sì, ho collaborato... In Via Gorghi, dico bene? Sì, ecco. Ma comunque io appunto sono stata... Lavorava in Via Gorghi, Cristina? Sì, sono stata delegata sindacale, ma ho collaborato sempre anche con la segreteria confederale provinciale, quindi il percorso sindacale è piuttosto lungo, per fortuna e per scelta. Insomma, io ho sempre cercato di dare un contributo. Da 11 mesi sono pensionata e quindi sono entrata nella federazione dei pensionati. Fisco, dico bene? Sì, Fisco, sì. Appunto, Via Gorghi, Fisco, no? Sì. E quando si dice Via Gorghi si pensa subito, si immagina. Sì, erano delegata. Quindi tanta esperienza per aiutare le persone, no? Sì, diciamo che appunto comunque anche nel percorso precedente per 20 anni sono stata la coordinatrice donne dell'UST, del territorio, perché è sempre stato per me importantissimo poter dare un contributo per la promozione e il sostegno delle donne, è sempre stato per me fondamentale nel percorso, quindi ho sempre avuto il percorso parallelo svolgendo dei ruoli, insomma, cercando in questo ambito, per cui per me è stato assolutamente, ho accolto ben volentieri la richiesta e la designazione che è stata fatta con il coordinamento donne della nostra area. Quindi programmi immediati. C'è moltissimo. Poi parliamo, no, perché ci sono tanti argomenti. C'è moltissimo da fare. Partiamo dalla situazione sicuramente che molto più da vicino sentiamo tutte, perché con la pandemia sappiamo che ha colpito particolarmente le donne anziane, perché sono per nuclei monoparentali, quindi c'è stato un aumento importantissimo, ahimè, della depressione e quindi da questo punto di vista purtroppo era stato proposto nella legge di bilancio nazionale il cosiddetto bonus psicologo, che si sarebbe tradotto in dei voucher a seconda delle fasce di ISEE. Purtroppo 2 giorni prima dell'approvazione è stato questo strumento. È anche vero che comunque nella legge di bilancio ci sono oltre 100 milioni di euro di finanziamento, che vengono stati attribuiti a tutte le regioni con una griglia di differenziazione per tutte le fasce, quindi anche per i giovani, perché per la psicologia scolastica, ma quindi è importante, speriamo che la regione
attraverso questi finanziamenti importanti possa trovare degli strumenti, come per esempio stanno facendo altre regioni. Per esempio il Lazio sappiamo che sta utilizzando i fondi, o la Campania, ma anche la Lombardia. Quindi ci auguriamo che ci possa essere degli strumenti, perché molte più persone, e di solito sono le donne che cercano più facilmente il sostegno, l'aiuto, perché riconoscono di più la loro fragilità rispetto agli uomini, che pure comunque hanno avuto delle ripercussioni. E comunque voi avete riscontrato che effettivamente a soffrire maggiormente nel periodo appunto dell'isolamento sono state le donne, le pensionate. Ma la nostra regione è la 10ª regione più anziana d'Europa. Sì. Abbiamo sopra i 65 anni, e in quella fascia... Siamo molto vicini alla Scozia, no? Alle medie della Scozia. Cioè è un numero che ha colpito anche noi, che pure siamo abituati, perché dire la 10ª regione più anziana d'Europa... Certo. E l'8,5% della nostra regione supera gli 80 anni, e su quella fascia la schiacciante maggioranza sono donne. Quindi mentre le percentuali attualmente, per esempio sul totale della popolazione del Friuli, le donne sono il 51,2 e il 48,8 gli ultimi dati, ma poi col crescere dell'età sono soprattutto le donne. E qui poi c'è il problema del fatto che soprattutto le donne hanno delle pensioni più basse, quindi anche l'accesso alla cura per la salute è un problema estremamente... Hanno delle pensioni più basse perché hanno svolto delle mansioni più basse, oppure perché a parità di mansione hanno percepito di meno e quindi si ritrovano... le modifiche al sistema pensionistico hanno influito e influiranno sempre di più. Perché mentre per la fascia delle donne entrate nel mondo del lavoro, quelle che vanno nate tra il 50 e il 59, c'è stata l'entrata nel mondo del lavoro in massa con il sistema retributivo, quindi che era valido per tutti, questo ha permesso per quelle nate in pensione di portarsi almeno appunto la pensione su quel sistema. Il nuovo sistema contributivo e anche quello misto ovviamente penalizza soprattutto le donne, perché o sono entrate nel mondo del lavoro, hanno una carriera discontinua, soprattutto adesso per le giovani, quindi sicuramente questo purtroppo influenzerà maggiormente proprio per il percorso che hanno le donne, quindi sarebbe importante proprio perché non avvenga quello che per esempio molte donne anziane che hanno la pensione sociale e quindi hanno difficoltà di accesso alla salute e alla cura. Non ne parliamo poi della prevenzione, perché sappiamo che con la pandemia in ambito sanitario tutte le attività stanno subendo dei rinvii e le ripercussioni le avremo nel tempo, quindi purtroppo tra qualche anno capiremo anche questo impatto. Io direi di parlare dopo magari di questa novità che avete all'interno, che avete lanciato all'interno del coordinamento appunto donne, che è questa mini sperimentazione. Ne parliamo dopo? Lasciamo un po' di suspense. L'abbiamo adesso abbozzata e poi dobbiamo capire come poterlo fare. È una cosa molto, cioè una cosa particolare, ma che può aiutare tanto, perché se una sperimentazione viene fatta all'interno di non dico una cerchia ristretta, però insomma le iscritte sono tante al sindacato e quindi, se no parliamone adesso, visto che tanto ormai abbiamo già annunciato e che non volevo lasciare troppo a lungo in silenzio Ivano. No, non ci sono problemi. Non ci sono problemi, possiamo continuare? Certo. Sì, e allora parliamo proprio di questa sorta di screening, possiamo chiamarlo screening? Sì, è un test fra le iscritte al sindacato o le persone che frequentano abitualmente il sindacato, i servizi, che fruiscono dei servizi dell'FNP. Valutare effettivamente qual è stato l'impatto psicologico del momento, non solo impatto psicologico ma anche impatto in termini economici. Sì, anche perché, come poi molti dati sono emersi in questo periodo, ci siamo rese conto che anche persone relativamente giovani della difficoltà, tenuto conto della chiusura di molti uffici per motivi pandemici,
rispetto alla digitalizzazione. Quindi anche, mi pare che anche Iris Morassi, la nostra coordinatrice, ne avesse parlato dei corsi perché le persone possano riuscire a gestirsi in autonomia, perché poi in isolamento l'unico modo è essere online, volente o nolente. Se non sei capace di usare i mezzi, lo SPID, le app di riferimento, quindi... Ma anche al di là dello SPID, di questo, di quest'altro, no, proprio sei fuori se non sei capace anche di fare le operazioni più banali. Quante persone non sono in grado di farle? Esattamente, quindi di cercare attraverso una fotografia di ciò che è stato, perché bisogna sempre partire dai dati e capire poi per pensare quali potrebbero essere anche delle proposte da espandere anche come idea, insomma. Cercheremo di elaborarlo e vediamo in che modo, perché certamente non è facile raggiungere tutte le persone ancora adesso, no? Però insomma ci penseremo e vedremo. Ma tanto se cominciate a fare a vedere le percentuali, no? Già si può capire, già c'è uno spaccato in sostanza. Sì, no? Anche nelle iscritte al sindacato sono la maggioranza, ma proprio per quello che dicevo prima, al salire dell'età proprio ci sono sempre più donne rispetto agli uomini. Allora Ivano, l'Anteas cosa sta producendo a Tricesimo? A Tricesimo sta producendo e sta soprattutto continuando a produrre tutto quello che è il piano di lavoro molto importante, perché ci sono tante persone anziane. Cristina raccontava questa cosa, in realtà è vero, perché nella realtà quotidiana tante donne, anche uomini, che hanno grande bisogno di essere aiutati perché magari sono soli, perché hanno degli handicap fisici, e quindi il servizio dell'Anteas, in questo caso a Tricesimo come in altri paesi della nostra provincia, sta funzionando, sta dando delle risposte concrete alle persone che hanno bisogno, che non hanno magari parenti, figli o amici che li possono aiutare, e quindi noi stiamo producendo sia per portarli a fare il vaccino o per fare visite mediche, che nonostante questo blocco dato dai contagi e dalla pandemia che ancora non finisce, sono meno, ma comunque esiste una grande necessità. E quindi stiamo lavorando bene, anzi ne approfitto come sempre per ricordare che a Tricesimo per questo servizio bisogna chiamare il 349 11 50 938 e va fatto il lunedì dalle 10 a mezzogiorno e il giovedì dalle 10 a mezzogiorno. Chiamate a quell'orario e avrete delle risposte. Magari poi ritorniamo a dare il numero, no? Nel corso della trasmissione. Adesso noi ci facciamo una piccola pausa e possiamo anche dare il via alle telefonate 0432 57 3517 oppure sms, mi raccomando, ve lo ripeto ogni volta, solo sms al 351 570 5687. Rimanete con noi, ci vediamo fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio, quindi se volete adesso potete telefonare 0432 573517, lo vedete in sovraimpressione, oppure inviare solo sms al 351 570 5687. Stavo parlando con Ivano, di Anteas, però mi piacerebbe anticipare qualcosa sull'incontro che ci sarà la prossima settimana. Secondo te sarà un incontro decisivo a Roma per quanto riguarda le novità sulle pensioni? Finalmente sembra che si riesca, dopo questo momento di blocco dato dall'elezione del Presidente della Repubblica, finalmente con lo stesso Presidente del Consiglio, con lo stesso governo, dovremmo avere un incontro, non noi ovviamente, ma la Segreteria Nazionale CGIL e CISLUIL, per affrontare quello che da tempo e con le iniziative anche che abbiamo fatto verso fine novembre si voleva portare, per ricominciare a discutere non di quota 100 in sé, ma del problema di come rendere il sistema pensionistico diverso, migliore e adatto soprattutto alla situazione di oggi. E quindi la questione della flessibilità è il primo elemento importante. Noi diciamo 62 anni come età per la pensione, con la flessibilità
che si può dare, e soprattutto mantenere la pensione anticipata così come l'abbiamo avuta adesso e poi rilanciare, secondo me, una cosa che spesso non ci dimentichiamo, e cioè la previdenza complementare, perché è inevitabile che con gli anni avremo i nostri ragazzi e ragazze avranno maggiori problemi, e quindi far capire sempre di più come la pensione complementare sia fondamentale, non utile, ma fondamentale, è una questione centrale che noi dobbiamo rilanciare, quindi nella trattativa queste cose vanno riprese. Ecco, tra l'altro è un quesito che molti mi pongono, anche al di là dell'inviare messaggi, a parte che ultimamente ne sono arrivati parecchi. Opzione donna. Ci sono tante donne che la richiedono, che sperano che si possa continuare, opzione donna. Ci sono i presupposti perché continui ancora, perché perlomeno quest'anno sappiamo, e l'anno successivo avete qualche sentore, qualche idea? È difficile fare delle ipotesi. Sicuramente le organizzazioni sindacali si battono per una ristrutturazione generale del sistema delle pensioni ed intervenire, perché soprattutto nel caso delle donne diciamo che tutti gli studi e le proiezioni dicono che sarebbe importantissimo magari valorizzare a fini pensionistici i periodi di interruzione di contribuzione, per esempio per la maternità o i lavori di cura familiare, perché sappiamo che il lavoro, l'attività di cura, l'assistenza è per la stragrande maggioranza appannaggio e sulle spalle delle donne. Quindi un ripensamento generale al di là della proroga, no? Perché poi comunque per quello che dicevo prima l'opzione donna è costosa, perché è tutto sul contributivo, quindi c'è una penalizzazione non indifferente. Le donne accedono perché con molta probabilità non hanno molta scelta, diciamo nella stragrande maggioranza lo fanno perché devono, perché è penalizzante. È penalizzante. Sì. E sì, se uno decide di scegliere opzione donna vuol dire che proprio non ce la fa più a continuare a lavorare e che si ritrova in una situazione... Sicuramente nella stragrande altrimenti maggioranza. uno cerca di tener duro ancora un po', no? Infatti, da Dipende come da che uno... tipo di problema hai e di come vuoi cambiare, come dire, la tua vita, se andare o non andare, perché per alcuni l'opzione donna può essere la soluzione a 1000 problemi che se no non riescono ad affrontare, ma per altri invece vuol dire una perdita fondamentale rispetto a quello che potresti prendere più avanti. Quindi dipende. Sì, beh, è una scelta chiaramente che è personale, è una scelta di vita. È molto soggettiva, dipende a una persona può essere conveniente, a un'altra a qualcun'altra no, certo. Però è sempre una possibilità di via d'uscita, perché se una donna è stanca di lavorare o ha altri interessi, vuole coltivare altri interessi, ha 50.000 altre cose da fare, magari uno anche ci pensa. Secondo me è giusto, come diceva Cristina, bisogna però adesso ormai quello che è, quest'anno è così, ma bisogna riempirla in modo anche differente, perché per esempio ci sono alcuni aspetti che riguardano anche la disoccupazione che non conta, sono delle cose, ogni caso è a sé. Chiamiamolo il lavoro di cura, queste cose che sono invece aspetti sui quali bisognerebbe provare a riempire in maniera differente questa opportunità che è opzione donna. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sto parlando con Codini Yolanda di Varmo. Buonasera signora Yolanda. Buonasera signora, la bionda mi pare di aver conosciuta da qualche parte. Buon, lasciamo in parte. Io telefono dalla parte di mio marito, mamma mia. Io ci tengo una certa età, forse avrò difficoltà per spiegarmi. Allora, sarà una quindicina d'anni già che abbiamo ricevuto una lettera raccomandata dell'INPS che ci hanno dato 500 euro in più di quello che gli apparteneva. Ci siamo? E di quella era raccomandata. Siamo venuti più volte a Udine, il computer è rotto, 3-4 volte il computer è rotto. Sono in conclusione, lasciamo in parte, dopo di quella volta non abbiamo avuto né risposta e neanche la pensione non ha avuto, per quello io vorrei avere una risposta, Dio buono. Cioè, non ho capito bene, lei ha ricevuto
Avete ricevuto una lettera 15, cosa mi ha detto? Ho detto che l'INPS ci hanno messo 500 euro Sì. di debito, ci hanno dato 500 euro in più di quello che ci apparteneva. Sì. Allora noi siamo venuti proprio a Codroipo, siamo andati 3-4 volte a Udine. E in conclusione ho detto alle signore, per favore, noi non torniamo più, dateci una risposta per quale motivo gli hanno ritirato la pensione. Lui è partito da 6 anni, quasi il mese di marzo fa 6 anni che è partito. È poco tempo che io vedo la Tele Friuli, perché non ero al corrente, se no il tenevo anche prima. Dunque vorrei sapere per quale motivo non le hanno più versato la pensione dall'epoca, causa di questo debito che l'INPS ci hanno dato i 500 euro in più di quello che ci dovevano, va bene? Allora di quella volta non abbiamo più avuto né risposta se il debito che mi hanno fatto è irradiato o perché il motivo non ci hanno più versato la pensione a Cirio Spiridione. Lui è andato via già quasi da 6 anni, dunque non può rispondere. Signora, lei è stata al patronato o è stata solo all'INPS? Mi risponde. Solo l'INPS, siamo andati a Codroipo, Allora. Siamo andati a Codroipo più volte siamo andati anche a Udine. A Udine il computer è sempre rotto, allora in conclusione ho detto alla signora, per favore datemi un appuntamento, parleremo col direttore. Il direttore all'epoca era, aspetta un momento, la parola giusta, insomma era occupato. E allora signora, guardi, signora Iolanda, a lei conviene, giusto signora Iolanda, giusto? Sì, cugina Iolanda, sua moglie, amore mio. Ecco, allora signora Iolanda, lei farebbe bene a rivolgersi a uno degli sportelli dell'FNP. Che cosa c'è a Varmo a disposizione della signora? Che così va lì, parla con... Perché il problema, signora, è che probabilmente ci sono stati dei calcoli sbagliati in precedenza che le hanno dati più soldi. Poi l'INPS chiede... Ma allora non mi hanno risposto né sul debito che mi hanno provocato e perché non mi hanno più versato la pensione a lui. Io parlo di lui, non di me, perché io non ho pensione, non ho niente dall'Italia, c'ho quello che è poco della Francia comunque. Comunque signora, lei per avere chiara la sua situazione si rivolga allo sportello dell'FNP CISL. C'è a Varmo uno sportello? Sì. Non è niente, signora. Come non è niente? Aspetti che forse c'è. Se vuole, lei chiami, per esempio venerdì pomeriggio, chiami la CISL di Tricesimo, sono lì io. No, facciamola più semplice. Scusate, signora, no. Se lascia il suo telefono. Ecco, la facciamo più semplice. Lei adesso, quando ci salutiamo, lei lascia il suo numero di telefono in regia. Poi glielo passiamo a Ivano si impegna a darle un colpetto di telefono a vedere come può sistemarle la questione, va bene? Io ho 90 anni, signora, un po' incapacitata. Beh, complimenti, dalla voce non si direbbe. Va bene, signora. Suonati, signora. No, siccome che ho visto la televisione adesso 2 o 3 giorni che altrimenti questa missione non l'ho mai, ma io di televisione non sono fanatica. Ecco. Continui a guardarci e allora lasci il numero di telefono, la salutiamo perché abbiamo dei messaggi a cui rispondere in trasmissione. Va bene, signora? Salve. Arrivederci. Non c'è più, è andata, speriamo che lasci il numero. Allora, nel frattempo sono arrivati i messaggi. Vi seguo sempre, grazie, continui a seguirci. Desidererei, se potete darmi una risposta, mi sono trovata sia nel cedolino di gennaio che febbraio un debito IRPEF anno precedente di 109 euro. Questo sarà anche per i successivi mesi? No, ovviamente questa è una cosa che riguarda il conguaglio o al limite l'aliquota, quella o comunale o regionale che magari non era stata registrata, che non era dentro. Quindi non è una cosa per tutto l'anno, ovviamente, ma è una cosa che riguarda appunto il conguaglio fiscale che avviene una volta. Buonasera, sono un classe 68, lavoro da settembre del 1985, sempre in verniciatura, zona Manzanese. Quando vado in pensione
ho già integrato l'anno militare. Mandi Fabiano. Bisogna vedere esattamente il conto, ha detto del 68, quindi sono 70, sì, sono abbastanza contributi. Lui è del 68 e lavora da settembre 88, dell'85. Siamo ancora un po' È ancora lontani, poco, no? perché ovviamente anche se li avessi avuti tutti i contributi, è ovvio che per andare con la pensione di vecchiaia sappiamo che sono i 67 anni. Per quanto riguarda la pensione anticipata bisogna averne più di 40 e quindi la sua situazione è ancora... Però al limite si può fare una verifica, se lui prende un appuntamento col patronato si può fare una valutazione esatta sul numero dei contributi, ma mi sembra che sia ancora abbastanza che manchi ancora un po' lontano. di tempo, no? Per poter andare, perché 85 è del 68, quindi... Ma come diceva Ivano, è sempre bene fare una verifica Ah, sulla certo, situazione perché lì non si puntuale, sa. no? Visto che Telefonare alla sede di Udine, di Tricesimo, di Codroipo, di qua, Visto che adesso è non so da dove chiama, in modo tale che si possa fissare un appuntamento. Che potrebbe essere un col lavoro patronato. considerato fra lavori usuranti, però bisogna vedere se ha Bisogna abbastanza vedere. anni. Sì, Esatto. sì, è una cosa da vedere, come sempre nel particolare, ma siamo, insomma, non siamo vicini. Bene, ci facciamo un'altra piccola pausa, rimanete con noi, mi raccomando. Ed eccoci nuovamente in studio. E Fabiano ci ha scritto, quindi ci colleghiamo al caso di prima, sono 37 di contributi pagati. Quindi se sono 37 anni di contributi pagati... Sì, consiglierei di recarsi alla No? sede del patronato a chiedere un estratto conto certificativo, in modo tale che quel numero di contributi sia preciso e a quel punto avere una data indicativa sulla quando potrà avere diritto alla pensione. Ecco, quindi signor Fabiano, vada a controllare, perché effettivamente avendo 37 poi non sappiamo che tipo di lavoro, no? Che mansioni avesse. Ecco, bisogna che valutino bene gli esperti appunto del patronato, che valutino bene la sua situazione. Quindi è meglio che lei vada a farsi dare un'occhiatina a tutte le carte, vada con tutti i suoi incartamenti. Grazie per averci scritto. E chiaramente grazie anche per il fatto che ci segue. E sentiamo chi c'è in linea adesso. Buonasera, con chi parliamo? Pronti? Buonasera, pronto. Senta, io ogni anno, ogni 2 mesi, c'è una carta per fare la spesa, no? In gennaio non è arrivata. Sono in ritardo o non la danno più? La carta per la spesa. Non so se si riferisce alla carta famiglia. È la carta famiglia, No, signora? no, non è la carta famiglia. Quella per i buoni spesa. La carta acquisti, social card, una roba così. Social card? Sì. Voi ne sapete qualcosa? Non so se è stata, bisogna verificare se sono state rinnovate, bisogna vedere questo. Bisogna vedere se è una cosa che ha corrispettive col comune. Con i comuni Con forse? i comuni, che faccia una verifica con il comune, che è la cosa migliore, se è stato di nuovo riproposta e non sospesa. Pronto? Sì. Ecco, signora, ha sentito? Bisogna che lei provi a chiedere in comune, perché pensiamo che quelle carte lì siano quelle che vengono date appunto dai comuni. Sì, Così a naso, non lo so. Ma l'altra volta mi avevate detto che se me la davano o no. Ah sì? Mi avevate detto un'altra volta che la davano. Sì, ma bisogna vedere, il problema è, lei dove abita? A Udine. E allora provi lì soltanto che chiedere in comune a Udine, signora. Certo. Come mai non le è arrivata? Dia un colpetto di telefono e dica: guardate, non mi è arrivata questa benedetta carta, l'aspetto da un po', provi a chiedere, altrimenti... Devo andare in comune allora. Provi a telefonare prima, non serve che vada, no? Ma adesso non sono? Beh, a quest'ora qui no, ma provi a... Ha il numero lei? No, non ho qui l'elenco telefonico. Non ce l'abbiamo sotto mano. Non ce l'abbiamo sotto mano, ma domani mattina provi a telefonare in comune e provi a chiedere come mai non le è arrivata la carta per poter andare a fare la spesa, perlomeno. Sì, va bene. Va Perché bene. dicono che la manda un po' il comune e un po' la provincia.
Ho capito. Ma adesso la provincia non c'è il più, comune. e quindi Ho capito. l'ente intermedio non c'è più, no? Ho capito. Telefoni in comune, signora. Domani Grazie. mattina telefoni in comune Va bene, e grazie. chieda lumi, va bene? Grazie, buonasera. Grazie a lei, signora, per aver chiamato. Grazie. Mi chiamo Franco, volevo chiedere sempre per favore, quando potrei andare in pensione. Ho iniziato a 16 anni nel settembre del 1982 e ad agosto compio 56 anni. Grazie, buonasera. Qui Però vale bisogna un po' vedere il che discorso che abbiamo lavora. fatto anche in precedenza, cioè lui ha 56 anni, però ovviamente è un po' lontanuccio comunque ancora. 1982. 1982. Sì, ma mancano degli elementi, no? L'attività, immagino che sia continuativa, in però parte. gli anni anche sono continuativi. No, diciamo che in parte può valere il discorso fatto anche in precedenza, nel senso che in questi casi è difficile riuscire a dare una risposta precisa, però la cosa che è giusto che faccia ogni singolo lavoratore che è in queste condizioni come il signore, di chiedere un estratto conto certificativo in modo tale di avere l'insieme della posizione. Tra l'altro io ne approfitto perché spesso fanno queste domande, però ormai è difficile dialogare con l'INPS, no? Perché la pandemia, ma non solo. Allora dovremmo cercare di dotarci di più della possibilità di entrare in modo digitale, si dice, dentro le situazioni. Vale per i pensionati e vale per chi si avvicina alla pensione. È possibile vedere subito la propria posizione se, per esempio, la persona decide di fare lo SPID. Se uno ha lo SPID è possibile entrare sulla posizione dell'INPS per verificare i propri contributi. Allora noi facciamo questo servizio, tra l'altro come CISL, in modo particolare il CAF, per esempio, alle persone iscritte alla CISL che vogliono essere aiutate per fare lo SPID, basta fissare un appuntamento e vengono aiutati in modo tale che abbiano poi la possibilità di utilizzare questo sistema digitale. Ed è una cosa sulla quale è bene che ci diamo da fare, perché per esempio in quel caso quel signore avrebbe avuto già, anche se indicativa e non certificativa, una situazione più chiara della propria posizione personale. Ecco, una domanda. Entro che data si deve presentare i RED? Questa è una cosa di servizio? Perché sempre vale il discorso Facciamo prima. rispondere Ivano? Cioè, Sì. Allora, il RED bisogna farlo in questo periodo, bisogna quindi chiamare il CAF e fissare un appuntamento, perché il RED lo fa il CAF. Esatto. Quindi non il patronato, non telefonate al patronato, ma al CAF per avere un appuntamento per il RED. Ecco, ci mancano 3 minuti alla chiusura della trasmissione. Velocemente, Cristina, parliamo appunto invecchiamento attivo, scade quando la prossima... La nostra regione nel 2014 si è dotata della legge 22, proprio della legge per la promozione dell'invecchiamento attivo e di contrasto alla solitudine, quindi già il titolo era importante, no? Quindi da una parte la valorizzazione degli uomini e delle donne di età adulta, perché non vengano non si emarginino, che possano partecipare alla vita della comunità, ma anche in un'ottica di scambio intergenerazionale. E proprio per questo la FNP negli anni precedenti la pandemia aveva attivato questa iniziativa su indicazione poi di un progetto nazionale della Federazione Nazionale della staffetta intergenerazionale. Una iniziativa che aveva avuto un grandissimo successo per creare un ponte tra la nostra generazione e i giovani e le giovani e con le scuole del territorio, purtroppo per motivi pandemici, ma confidiamo che nel miglioramento si possa riattivare, perché aveva veramente dato voce alle loro idee, ai loro progetti, a come ci vedono e a come vedono il loro futuro, quindi speriamo si possa riattivare.
Dall'altra parte il E bando, comunque come voi facevi siete riferimento... già pronti perché siete già organizzati in Sì, caso sì, per, sì, no? è il problema è che Quindi- giustamente adesso le scuole sono Sì, alle prese con certo. questo, però dicevo il bando è scaduto il 30 di gennaio a valere sulla legge 22 per progetti di promozione dell'invecchiamento attivo, quindi per gli enti locali, per le aziende sanitarie, per le organizzazioni di promozione sociale, proprio a valere sulla legge, quindi per mantenere sempre anche le persone ultra adulte, usiamo questo termine, e dare loro la possibilità di dare ancora un contributo e soprattutto di avere un contributo, ma anche di avere un maggiore accesso alle cure, alla salute, in modo da avere anche il benessere fisico e quanto più possibile anche, per esempio, favorire il mantenimento e dotare gli ambienti domestici di strutture in modo che possano rimanere nelle loro case quanto più a lungo possibile, che questo è sicuramente ciò che credo sia auspicabile per uomini e donne della nostra età. Bene, siamo giunti al termine. Certo. Ivano, devi dare qualche comunicazione No, perché niente. così chiudiamo? Possiamo chiudere. Possiamo chiudere, bene, quindi stop chiaramente alle telefonate e messaggi. Ho visto che ci sono dei messaggi, scusatemi, ne riparliamo la prossima settimana. Non posso fare altro che ringraziare Cristina Fanciullacci, coordinatrice Donne FNP Udine Bassa Friulana, e ringraziare Ivano Monguzzi, FNP CISL di Tricesimo, Anteas, Un po' di e agente tutto. sociale. E agente Ho detto sociale. tutti i tuoi incarichi. Esatto. Bene. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci Buonasera. seguito. Appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18:15 in diretta dagli studi di Telefriuli. Arrivederci alla prossima settimana. Buonasera. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.